cui costruire una battaglia politica a livello nazionale generale, e soprattutto perché questa è la questione decisiva, una capacità di iniziativa nei territori, una capacità di battaglia politica là dove è necessario farla, compagni, nelle realtà in cui siamo presenti, in cui viviamo, compagni. Quest'estate nel Veneto noi abbiamo avuto una vicenda politica di estrema importanza e rilevanza simbolica ma anche politica, quella della Zanussi, dove praticamente è passato il principio che i lavoratori, anche se i lavoratori nella stragrande maggioranza non hanno aderito, ma culturalmente e socialmente, passato il punto di vista che se l'azienda ti decide che devi andare a lavorare anche il giorno di Ferragosto, ci vai. Il discorso sulla centralità d'impresa, la cultura del fatto che tu devi essere disponibile comunque, perché se vuoi lavorare devi partire da là, a essere alla flessibilità, a qualsiasi orario di lavoro, al straordinario il sabato, alla domenica, a qualsiasi nastro orario. Compagni, queste cose qua sono un terreno di battaglia politica che ho fatto nei territori da una forza politica la più grande e la più larga possibile, che abbia la cultura di cui si parlava prima, che mette al centro il lavoro, la soggettività del lavoro, i suoi diritti e non l'impresa e non il profitto. Questa battaglia politica va agita sicuramente nei territori, ma ci sono altri punti fondamentali. La sanità, compagni. È possibile che in un paese come il nostro, dove la legge fondamentale dice che il diritto alla salute è un diritto universale riconosciuto a tutti, e poi c'è un sacco di gente che non va a farsi a curarsi perché non ha la possibilità di pagare le cure, sarà un terreno di battaglia politica? Certamente sì, compagni, questi sono terreni, altro, non voglio stare qua a dilungarmi, però il punto politico è questo: costruire un nuovo soggetto unitario, costruirlo sulla base della logica del testo del voto, ma il testo è un voto, cessione di sovranità da parte anche delle forze organizzate che vi partecipano, però, compagni, senza pregiudiziale di scioglimento, perché in questo momento questa sarebbe una cosa sicuramente difficile e impedente per l'avvio del processo. C'era Livio che voleva intervenire, l'ultimo giro velocissimo, però molto veloci perché devono ripartire. No, prima delle 11. Livio, volevi velocissimi per cortesia. No, sarà veloce. Se vuoi venire. Beh, io sono Livio Budazzo, tutti mi conoscono. Per la prima volta vedo, quasi per la prima volta vedo con piacere nascere un'idea, un progetto politico non da una sessione ma dal suo contrario, visto e considerato che sono, come dire, parte in causa, perché appunto ho militato, sono stato iscritto per più di 10 anni in fondazione. Dopo il disastro del 2008 avevo deciso, ho tentato l'ultima diciamo, chance con Sergio, sono stato dentro anche di 3 anni, adesso sono, come dire, un cane sciolto. Volevo fare alcune precisazioni su quello che è stato detto. Sarò veloce. Allora, un percorso storico. Perciò ho visto, ho passato tutte le sessioni, le risse, tutte le cose in 20 anni. Il primo Prodi, Rifondazione, è stata messa nelle condizioni di uscire perché c'era da fare una cosetta, non da niente, la guerra in Jugoslavia, e io di questa scelta sono orgoglioso perché non ci siamo sporcati le mani di sangue. L'uranio impoverito l'ha buttato D'Alema e Cossutta, che ha fatto i comunisti italiani. La seconda cosa, quella di Sella, è stata ancora più dolorosa perché il compagno migliore, Zan e tutti gli altri che sono usciti e andati nel PD, qualche settimana dopo quel governo ha legnato a sangue gli operai della ThyssenKrupp, compreso Landini. Perciò, dopodiché, allora sarò breve, vedo questo progetto, questa idea con favore, sto a vedere perché appunto le bruciano le sconfitte. Volevo dire, niente, quali sono le cose più importanti che proponete all'opinione pubblica di peso nei prossimi giorni? Poi avevo altre cose, ma vabbè. Velocissimo questo. Sì, sarà molto veloce.
Buonasera a tutti, io sono un ospite perché sono di Possiamo e oggi abbiamo, qui ci sono altri di Possiamo, oggi abbiamo un partito politico. Ferrero è venuto oggi a vederci, ad ascoltarci. Io volevo chiedere due cose, io sono anche stato candidato per AVOP, che tu sai benissimo che cos'è, e volevo partire da due cose che non si sono dette stasera. Innanzitutto le amministrative. Ho sentito che Dattore diceva che avrà un progetto politico contrario al PD a livello nazionale, ma a livello locale? Per esempio, io sono di Montebelluna e in Montebelluna c'è la signora Puppato, che conosci benissimo, la quale tutti i santi giorni uccide la Costituzione, votando col Partito Democratico per uccidere la Costituzione. SEL, quelli di SEL, hanno già fatto una lista, faranno le primarie col Partito Democratico e staranno insieme appunto al Partito Democratico, invece di dare una svolta, di cercare di fare un percorso politico diverso da quello che sta succedendo. La mia domanda, questa è a Nicola. SEL, come si pone con le amministrative, per esempio a Napoli, a Montebelluna e in queste città? Napoli te lo so dire, Montebelluna no, francamente. Napoli. Quanti abitanti fa Montebelluna? 30.000, quindi presa poco Bassano. Cioè non è un paesotto da 5-6. No, come Bassano, Presa poco come Bassano. Ciao a tutti, io volevo chiedere due cose semplicissime. Rispetto ai sindacati e alla coalizione sociale che mi state ponendo, l'altra domanda è questa. Noi come Bassano Bene Comune, nell'ultima riunione ci siamo posti il problema come si decide. Quindi non abbiamo posto il problema, decidiamo a maggioranza o decidiamo dentro un discorso di condivisione totale. Mi sembra una cosa che quando si dice una testa un voto forse è molto importante parlare di questo. Velocissimi, Io, secondo, un'altra. Sulla questione dei diritti, della difesa e della salvaguardia della Costituzione, penso che siamo tutti d'accordo sulle cose che dicevano prima Notariani e Dattore. Però non ho sentito ben sviluppato il tema, penso che più avanti lo proporrete nelle varie assemblee, sulle questioni ambientali, sullo sviluppo della società, che non credo pensiate possa essere quella che abbiamo attualmente. No? Ecco, quindi volevo sapere qualcosa in questo senso ed eventualmente anche che tipo di rapporto, io ho sentito soltanto accennare, che pensate di poter avere con il Movimento 5 Stelle, visto che adesso il guru è andato via. Posso fare velocissime. Francesco, ho 19 anni. Due domande veloci, che però sono complicate, quindi vi frego. La prima è, io sono giovane, quindi voi avete visto molto più di me, soprattutto in politica, però nel mio piccolo sono convinto che di sinistra ce ne sia molta, ma molta parte di questa sinistra che vedo nelle associazioni, nei comitati, anche i movimenti che non si dichiarano, non vogliono dichiararsi politici o non vogliono schierarsi, appunto buona parte di questa sinistra non ha una casa, non perché non la voglia avere, perché non c'è. Quindi all'interno di questo processo unitario, la prima domanda è: voi che avete sicuramente più esperienza, quali dovrebbero essere le strategie per mettere più persone possibili che provengono da queste realtà attorno a un tavolo in tutte le città, in tutti i paesi, in tutti i piccoli comuni d'Italia per creare un programma? E poi la seconda domanda, che forse è più difficile, ma credo che il Dattore forse mi potrà rispondere un po' meglio, ahimè: come si farà a tenere insieme tutta questa unità che, pur convergendo in alcuni temi, in altri molto probabilmente divergerà? Il PD
che si proponeva di essere un partito democratico si è smentito, quindi quali saranno gli errori da evitare e le strategie per evitare questi errori e tenere un mondo molto vasto che spesso diverge molto all'interno di una casa comune? Mi sembra che potremmo fare un'altra serata. Allora, democrazia, ambiente, una casa per tutti, come tenere insieme le cose. Proviamo un flash. Sì, intanto la prima cosa, che cosa facciamo alle amministrative? Chiedevo di Montebelluna, perché su Napoli so rispondere. Sosterremo Luigi De Magistris in alternativa al Partito Democratico. Di Montebelluna non so rispondere perché non so qual è la discussione su Montebelluna. Qual è il programma? Che cosa si propone per governare Montebelluna? Io non, o meglio, probabilmente sì, adesso tu lo sai, Ciavi, io non sono d'accordo con chi pensa che ovunque, da Rocca Cannuccia a Milano bisogna fare uguale. Lo trovo completamente sbagliato, senza senso, incapace di parlare con le persone, ma proprio una roba che con la politica non c'entra niente, ma proprio il contrario della politica. La politica c'ha un principio fondamentale per esistere, come fatto, diciamo, percepito, essere utile a cambiare la vita delle persone, no? A renderla migliore, a intervenire, a trasformare la realtà. Adesso, se c'è un piccolo centro, ma anche grande naturalmente, a Milano, io Milano farò di tutto fino all'ultimo minuto per tentare di dare continuità all'esperienza di Pisapia. Se il candidato è Sala, io penso che non si può dare continuità all'esperienza di Pisapia. E quindi ti dico cosa penso io, ma non decido io, però non decido io, perché sennò non si può fare le cose dal basso e poi scrivere in uno statuto, per esempio, ipotetico, dico, che il simbolo decide il segretario nazionale, perché non è troppo dal basso. Dal basso vuol dire che si decide insieme. Allora io, il mio parere di coordinatore nazionale è questo: a Milano, ne parliamo di una cosa concreta di cui si discute molto, se si candida Sala alle primarie e può vincere Sala, io sono per non appoggiare il candidato Sala e quindi sono per non fare le primarie e fare un'altra partita, va bene? Perché penso che Sala non possa fare la continuità con Pisapia. Ma se c'era Maiorino, sì, la dico come la penso. Che c'entra Moretti? Ma stiamo parlando, scusa, no, però non fare così, perché se ci mettiamo a parlare di tutte le cose passate, allora scusa, tu stai impossibile, mi devo mettere a fare l'elenco di tutte le volte in cui i compagni che oggi sono dirigenti di Possibile hanno fatto alleanze, governano col PD, Luca Pastorino, che è un ottimo amico, è sindaco di un paese allenato col PD, adesso mica si è dimesso da sindaco, ha cacciato il PD, no? Eppure non è mica un traditore della patria, fa un buon sindaco bugliasco, dove su un buon programma fa un buon sindaco che risponde ai problemi dei cittadini. Io la politica la faccio così, se no non sono capace, e vale qui come a livello nazionale, perché io sono contro Matteo Renzi, non perché mi è antipatico, sono contro Matteo Renzi perché fa Giovatti, la buona scuola, l'Italicum, la riforma costituzionale e lo sblocca Italia. Se domani Matteo Renzi si presenta al paese e dice: sapete che c'è? Propongo di rimettere l'articolo 18 anche sotto i 15 dipendenti, di fare il reddito di cittadinanza, di cancellare le trivellazioni, di investire sull'economia verde a proposito del territorio. Adesso la banalizzo perché è un po' troppo lunga farla più seriamente. Invece di fare una buona scuola con prezzi dei manager, di investire qualche decina di miliardi di euro sulla scuola, sull'università, sulla ricerca, per fare dell'Italia un centro di competizione internazionale in alto e non in basso sulla svalorizzazione del lavoro, io faccio l'alleanza con Matteo Renzi, va bene? Perché ragiono su che cosa serve a cambiare la condizione di vita delle persone. Io ho parlato così, non la so fare diversa la politica. Per questo non potrò mai dire qui da Bassano o da Roma che ovunque, sempre e comunque faccio una cosa o l'altra, perché lo trovo una cosa che per me è proprio incomprensibile. Sempre alleato? No. Anzi, penso che oggi si possa essere alleati sempre meno. E infatti, come si vedrà alle prossime elezioni amministrative, come si vedrà, perché i processi reali facciano la testa più dura delle parole, questo sarà il dato. Trovo che dire che se uno si allea a Montebelluna o a Rocca Cannuccia o a Campobasso, questo sia impedente al fatto che là si costruisce un soggetto politico nuovo e si fa tutti insieme, lo trovo un po' incomprensibile. Ma davvero come? E lo trovo ancora più incomprensibile, se la posso dire, questa è la mia unica polemica con Pippo, la faccio qui in sua assenza,
ma perché tanto la faccio anche con lui, no? Quando, diciamo, questa polemica mi viene da compagni e da compagne che fino a qualche mese fa stavano nel Partito Democratico, che io ho aspettato per anni, e con i quali per anni ho detto, oh, ma proviamo, forse è il caso di uscire. Adesso che uno che mi debba spiegare a me che se io in un posto X provo a costruire un'alleanza di governo in cui ci sono anche qualche compagno, perché penso che lì quell'alleanza può fare qualcosa di buono, è una roba indegna e inaccettabile, mi pare un po' esagerato. Ecco, è anche un po' poco utile a fare della politica uno strumento utile a intervenire nella realtà, sapendo che se il governo bene un posto, magari faccio pure un dispetto a Renzi. Se in un piccolo centro o un grande centro faccio un governo che interviene sulle periferie, che mette la priorità sui servizi sociali, che non privatizza il servizio di trasporto pubblico, che non privatizza la gestione dell'acqua, che tenta anche nella ristrettezza degli spazi amministrativi dovuti a un governo che ti toglie sempre più ossigeno, di mantenere il più possibile un'attenzione ai beni comuni. Se riesco a fare questo, forse faccio anche un pezzo